Bentornati a un nuovissimo aggiornamento con le previsioni meteo. Ultimo passaggio instabile nord Atlantico che porterà qualche pioggia temporale sulle coste adriatiche e sul nord-est nel corso della serata di mercoledì. Poi tornerà l'anticiclone azoriano con clima e temperature gradevoli. E notiamo subito dalla grafica l'espansione dell'anticiclone delle Azzorre con l'allontanamento quindi della perturbazione verso la Grecia e verso il nord-est dell'Europa. L'anticiclone recupera, torna a prevalere bel tempo su gran parte d'Italia, salvo un po' di variabilità al mattino su Romagna, l'Appennino, Nord Sicilia, ma comunque nel pomeriggio avremo il cielo soleggiato dappertutto, con qualche rovescio segnaliamo solamente sulla Toscana, Lazio e l'Abruzzo. In esaurimento serale qualche rovescio, ma comunque sarà in prevalenza soleggiato, temperature che nella giornata di giovedì si attesteranno attorno ai 26-28 gradi al nord, 28-32 gradi invece al centro e al sud. Giornata di venerdì che, come possiamo vedere, vede un ulteriore miglioramento del tempo con stabilità, tempo in prevalenza soleggiato su gran parte d'Italia, salvo qualche variabilità sulle zone alpine e appenniniche, ma non avremo fenomeni, mentre da ovest giungerà dalla Gran Bretagna una nuova depressione nord atlantica pronta ad intromettersi nel weekend per mettere fine alla parentesi di stabilità su alcune zone del nord Italia. Quindi attenzione a questa depressione che si scaverà sul Regno Unito. Questa depressione porterà quindi, dopo una breve pausa con caldo attorno ai 28-30 gradi al nord, sui 29-32 gradi al centro e attorno ai 30-34 gradi al sud anche sulle isole, nella giornata di sabato ecco il vortice scavarsi proprio sulla Gran Bretagna, portando quindi dei fronti instabili dapprima sulle zone della Francia e quindi una fase di instabilità con temporali, rovesci sparsi al mattino e l'instabilità che proseguirà poi nel pomeriggio fino a raggiungere anche le Alpi e soprattutto il Piemonte nel corso della serata. Come possiamo notare, nelle alte pianure, le prealpi piemontesi, avremo occasione per rovesci e temporali tra la serata e la nottata di domenica, ma comunque in rapido esaurimento. Ma domenica molto probabilmente sarà la giornata più instabile sulla fascia alpina e non solo, con il nord Italia molto esposto al flusso umido occidentale atlantico, con occasioni di rovesci e temporali pronti a sconfinare su gran parte della Val Padana, soprattutto maggiormente esposto si nota tutte quante le prealpi, le pedemontane lombardo-venete, soprattutto il Piemonte nel pomeriggio con rovesci temporali anche forti associati a grandinate di piccole dimensioni, e poi l'espansione dei fenomeni dovrebbe riguardare anche in parte le zone della pianura lombardo-veneta fin sulle medio-basse pianure. Tuttavia una tendenza da confermare che vede una locale instabilità possibile spingersi anche sull'Appennino tosco-emiliano, ma non si verificheranno precipitazioni sul resto dell'Italia, solo il passaggio appunto di questo fronte temporalesco nella giornata di domenica. Poi si prevede, attenzione, un rinforzo dell'anticiclone a partire dalla giornata di lunedì di matrice subtropicale, quindi torna protagonista il caldo africano. Dalla giornata di lunedì le temperature potrebbero schizzare oltre i 35 gradi sulla Sicilia, sulla Sardegna, oltre i 34 gradi al centro e oltre i 32 gradi anche sulle regioni del nord. Il ritorno alla stabilità e all'afa che si farà molto evidente. Le perturbazioni rimarranno sempre sulla Gran Bretagna, quindi ancora una fase tra anticiclone subtropicale e correnti umide occidentali che, come vedete, sono sempre addossate tra la Francia e la Germania, quindi questo vede un potenziale rischio comunque nel corso anche della prossima settimana che nuovi fronti instabili atlantici possano intervenire sul nord della penisola, ma ovviamente ne riparleremo. Intanto seguiamo i prossimi aggiornamenti per vedere se verrà confermato il fronte di domenica e soprattutto se prossima settimana avverrà questo grande cambiamento con il ritorno del caldo intenso su gran parte dell'Italia. Per ora mi fermo qui, grazie per la visione e al prossimo video aggiornamento.